gioco da tavolo prende vita un po' con l'azienda sua leader che è Giochi Uniti. Giochi Uniti nasce nel 2006 come distributore di alcuni editori italiani. Poi dopo una serie di vicissitudini arriva all'assetto attuale con una proprietà unica ed è sia distributore che editore di giochi da tavolo, nel senso che c'è sia un ramo dell'attività che consiste nella realizzazione del gioco da tavolo e nella vendita poi del prodotto su tutti i mercati, quindi non solamente quello italiano ma anche rivolto all'estero, sia un'attività di distribuzione di prodotti sia proprietari sia di terzi in Italia. L'attività principale di Giochi Uniti nasceva come distributore di giochi specializzati, giochi di una fascia di complessità leggermente più alta di quella che è più conosciuta dal pubblico. In realtà oggi il catalogo è talmente ampio che spaziamo dal prodotto molto più semplice e più elementare a quelli appunto per appassionati. Cosa deve avere il gioco da tavolo per essere impressionante nel proprio mercato di riferimento? Il gioco deve essenzialmente generare delle emozioni nei giocatori che da questo momento anche sociale intorno al tavolo devono trarre poi il divertimento. Adulti e bambini, perché intorno al tavolo non ci sono grosse differenze. Selezionano e tra l'altro si distinguono i giochi da tavolo nel vasto mondo che li contraddistingue? Esistono due grosse categorie di prodotto. Il prodotto German è un prodotto dove l'interazione tra i giocatori è minore, è molto più forte l'aspetto gestionale della partita, mentre esiste un altro tipo filone di gioco dove è forte, presente l'elemento casuale con il tiro del dado ed è il filone che noi chiamiamo American. Giochi Uniti è il distributore italiano per prodotti come Coloni di Catan o Carcassonne, che sono dei prodotti che hanno avuto dei riconoscimenti internazionali. Entriamo più nello specifico di questi giochi da tavolo. Il gioco da tavolo è un percorso esperienziale, che può essere un'esperienza in famiglia, può essere un'esperienza con gli amici, può essere un'esperienza ludica a tutti gli effetti. Il catalogo Giochi Uniti ha il vantaggio di essere un vero percorso per cui si può partire da un punto, arrivare a un altro punto, iniziando a giocare da bambini e poi crescendo man mano. Tante novità tra l'altro presentate all'interno di G come giocare. Passa la bomba è uno dei grandi classici dei giochi che è all'interno del nostro catalogo, l'esplosivo gioco di parole per il divertimento di tutta la famiglia. È costituito da due scatole, una scatola gialla, quella dedicata ai più piccoli, e la scatola nera, che è quella dedicata ai bambini più grandi. La scatola nera è composta al suo interno da un timer a forma di bomba. Ogni volta all'interno del gruppo di giocatori viene girata una carta con sopra una categoria di oggetti o una lettera o una sillabazione attraverso la quale i bambini devono dire delle parole inerenti per significato o per attinenza. La bomba viene azionata e viene passata da un giocatore ad un altro. Quando il timer finisce, chi è rimasto con la bomba in mano paga la penitenza e riceve la carta. Una delle novità che noi stiamo presentando è quella dei bicchieri sprint, che è basata sull'associazione oculo-manuale rispetto al colore relativo a una carta. I bambini hanno davanti a sé 5 bicchieri di 5 colori diversi, li devono mettere in ordine in base a come sono stati rappresentati sulla carta che è stata girata. Quando hanno terminato di fare questa associazione suonano il campanello. Alla fine della partita vince ovviamente chi ha fatto più carte. Gioco che è stato selezionato appositamente per i bimbi più piccoli. È
un gioco mnemonico basato sulle carte. Queste carte hanno un fronte e un retro dove l'oggetto rappresentato varia leggermente a seconda di come viene girata la carta. I bambini guardano le carte che sono sul tavolo, chiudono gli occhi e l'adulto che sta facendo giocare gira una carta. I bambini riaprono gli occhi e devono essere molto rapidi a dire che cosa è cambiato sulle carte.